Serie B-Win. Tutti i colori della passione. È martedì 1 maggio per la 38esima giornata di Serie B-Win allo stadio Franco Ossola di Masnago. Va in scena Varese-Nocerina, una sfida piena di significati. I prealpini inseguono il sogno dei playoff per la seconda stagione consecutiva, mentre i campani, che tutti davano per spacciati un mese fa, sono alla ricerca di punti per completare un'incredibile rimonta a salvezza. Il Varese si affida al tandem Granoce e De Luca in attacco. La Nocerina conferma invece l'11 vittorioso Vicenza con l'unico cambio di Mingazzini al posto di Bruno. Arbitra il signor Candussio di Cervignano del Friuli. Partono bene gli ospiti. Al sesto minuto Merino si invola verso la porta del Varese, prova a sorprendere Moreau dalla lunetta, ma il francese è bravo. 15esimo, punizione di parola, palla allontanata dalla difesa varesina. Allora ci prova ancora Merino, ma la mira è sballata e la palla finisce a lato. Al 34esimo finalmente arriva allo stadio anche il Varese, che prova a farsi vedere per la prima volta dalla distanza con Nadarevic, ma Concetti non si fa sorprendere. Al 44esimo poi azione personale insistita di Pucino. Zecchin trova l'assist per De Luca, che rientra con un dribbling alla Milito e non lascia scampo a Concetti. Al primo tiro realmente pericoloso il Varese passa in vantaggio con la nona rete stagionale della Zanzara De Luca, ventenne cresciuto nelle giovanili biancorosse, che già aveva deciso la sfida di sabato a Cittadella. Qua possiamo riapprezzare il dribbling di De Luca e il mancino vincente alle spalle di Concetti. Un noioso primo tempo finisce così 1-0 per il Varese. Con le immagini passiamo alla sintesi della ripresa, con la Nocerina che riparte da uno svantaggio di 1-0 non meritato, avendo tutto in mano il controllo del match nei primi 25 minuti. Dopo soli 3 minuti di ripresa, Parola trova subito il tiro dalla distanza, la palla però manca il bersaglio. Al 58esimo Maran toglie Zecchin, l'autore dell'assist sull'1-0, inserisce Rivas, che alla vigilia era dato per titolare al posto di Nadarevic. È una mossa che cambierà il corso della partita. Al 59esimo però ci prova ancora Nocerina con Merino, che tenta farsi vedere da fuori area. Il tiro però è deviato sul fondo da un corpo della difesa varesina. Al 64esimo allora torna a farsi vedere il Varese con una grande azione personale proprio del neoentrato Rivas, che fa tutto bene ma poi lascia partire un tiro troppo centrale. Si oppone Concetti coi pugni. Al 66esimo poi altro slalom sulla destra di uno scatenato Rivas, che qua riceve palla in libertà, salta il difensore, mette in mezzo una palla che è un bignè alla crema per De Luca, che deve solo ringraziare e spingere la palla in rete. Arriva quindi la 10ª marcatura stagionale per Giuseppe De Luca, ovviamente suo record in carriera tra i professionisti, ma assolutamente perfetta la scelta di Maran di inserire il ficcante Rivas per sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa campana. All'81esimo poi grande azione per la Nocerina, con questa azione di Farias, Merino innesca Catania, si oppone alla grandissima Moreau, poi l'azione prosegue con il cross di Merino, ma Farias di testa non riesce a deviare in rete. Bene Moreau sulla risposta, oggi sostituiva l'infortunato Bressan. All'85esimo poi scende Kurtic sulla sinistra, il suo tiro è parato da Concetti, la sfera poi torna ad Amonte, che spara sul fondo davanti al portiere. Passano pochi secondi e dall'altra parte allora Barusso accorcia le distanze con questo pregevolissimo tiro da fuori dall'area. Prima rete stagionale in questa Serie B-Win per il centrocampista ghanese ex Roma e Livorno, entrato pochi minuti prima. Però Barusso, come Penelope, fa e disfa la tela. 3 minuti dopo il gol meraviglioso spara un siluro addosso al quarto uomo, si prende un rosso diretto che è sacrosanto. Assolutamente insensata la conclusione sul quarto uomo di Barusso. Al 92esimo poi l'ex di turno Figliomeni fa tutto bene tranne che il tiro, che finisce sul fondo, spreca l'occasione del 2-2. Allora al 94esimo Concetti deve uscire coi piedi, ci prova Kurtic a sorprenderlo da metà campo, palla che finisce però alta. Passano pochi secondi e il Varese ha ancora una volta l'occasione per il 3-1 con Nadarevic, che con questo mancino fa la barba al palo. Non c'è però più tempo, finisce 2-1 per il Varese, che vola al quinto posto. Rimane invece critica la posizione della Nocerina.